Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Sono state individuate nella zona di Via Celario a Ischia le salme di 2 dei 4 dispersi della frana a Casamicciola. Si tratta di 2 uomini di cui il corpo di uno dei 2 è stato estratto dal fango e potrebbe trattarsi di Gianluca Monti. L'altro corpo è stato localizzato ma non ancora estratto. Dalla posizione si ipotizza possa essere quello di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Stirabella, la prima vittima accertata. Il Comitato Vulcania è stato chiamato dai cittadini del viale Raffaello Sanzio di Catania e frequentanti dell'area verde Palco Falcone per far fronte a un problema che continua a persistere da troppo tempo. L'illuminazione pubblica in quella strada è un optional e nelle ore notturne la sicurezza viene a mancare. Si lamentano i residenti del viale e dintorni, dove al calar del sole tutta la strada sprofonda nelle tenebre più assolute. La Polizia di Stato di Palermo ha denunciato per il reato di ricettazione 2 giovani palermitani dello Zen accusati di aver ricettato parti di un motociclo rubato nella zona di San Lorenzo nelle scorse settimane e cannibalizzato in diverse sue componenti messe in vendita su alcune vetrine online. Nuovo aggiornamento in merito alla situazione coronavirus in Sicilia, presa in considerazione la settimana dal 21 al 27 novembre. La curva epidemica segna un lieve decremento delle nuove infezioni. Sono stati registrati 10.392 nuovi casi di positività e un'incidenza accumulativa di 216 infetti per 100.000 abitanti. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano essere quelle comprese tra i 60 e gli 89 anni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.